bella raga, ciao a tutti dal Cubettone veneziano. Ragazzi, Sepang, seconda tappa del mondiale. Prima posizione per Nicolino Rosbif, pole position. Ragazzi, grandissima pole position sotto il diluvio, per la gara è previsto nuvoloso senza pioggia, ma una pole position strepitosa, 1.46, 5.23, sono strasoddisfatto. Ricordo che il livello è esperto, quindi il penultimo, quindi livello bello cazzato per il Comendone, cosa che su Xbox non ho mai fatto, mentre su PC, ragazzi, mi viene meglio. Io non capisco e non lo so se c'è differenza tra PC e Xbox. Per la gara prevedo cose positive. La gara sarà divisa in due parti, parte 1 e parte 2, proprio per non avere i problemi di Melbourne, che come il video si è visto dopo 52 mila anni, che praticamente il tempo di caricare e tutto è stata lunghissima. Quindi raga, si parte dalla pole position nel Gran Premio di Sepang, seconda tappa del mondiale. Ricordo che non ci sono flashback, se vado fuori sono cazzi miei, se mi ritiro sono cazzi miei. Se Tori Black arriva ai box, trombiamo e mi stanco e non posso guidare, sono sempre cazzi miei. E anche suoi. Raga, andiamo. Vai ragazzi, andiamo. Gran Premio della Malesia. Devo assolutamente vincere una pole position conquistata alla grande. Vai Kume. E andiamo. Voglio fare una gara perfetta ragazzi. In Malaysia. A Sepang. Prima curva già difficile. Vediamo se ci sono incidenti, qualcosa, speriamo di no. Secondo Sebastiano Vettel, Bibitaro, terzo Gigione Hamilton, Alonso in difficoltà. Alonso ha perso diverse posizioni, era secondo. Ottima partenza, comunque ricordo che siamo a livello esperto, il penultimo per il Comendone, un livello molto molto duro. Non devo sbagliare niente. La gara sarà divisa in due video, l'ho già spiegato. È previsto tutta la gara nuvolosa ma senza pioggia, speriamo bene, speriamo non ci sia il monsone malesiano. Nessun ritiro comunque dopo le prime curve. Piccola sbavatura comendiana. Voglio la fuga, il Bibitaro è là, però il Bibitaro è là. Occhio al Bibitarus. Primo giro completato da Nicolino Rosbif. Primo giro di Nicolino. Perez è quarto. Dai concentration, dai concentration. Chiaramente ragazzi, come ho già detto a Melbourne, questi video hanno lo scopo di cercare di ricreare il campionato in maniera reale, quindi se non commento tanto è perché devo concentrarmi ragazzi. È una serie un po' diversa rispetto alle altre comendiane. Io ce la sto mettendo tutta per creare qualcosa di reale, ma non è facile perché non sono un pro ragazzi. Concentration. Abbiamo sempre 1,7 di vantaggio. Abbiamo messo il carburante tranquillo, nel senso non voglio rischiare, in caso me lo gioco agli ultimi giri, sono in difficoltà. Qua ho perso qualcosa sicuramente, avere dietro Vettel sicuramente non è una cosa bella. Quanto belli sono i guanti di Rosbif con l'orologio, una figata. DRS abilitato. Giro record di Gigione. Gran giro record di Gigione.
Dobbiamo tenere assolutamente, abbiamo perso parecchio, 5 decimi. Sarà durissima vincere questa gara con questo livello, veramente dura, dura, dura. C'è molta tensione. Rosbif vuole almeno il podio dopo questa bellissima pole conquistata sotto il diluvio. Sono state prove e qualifiche sotto la pioggia, quindi diciamo che non sono strabituato all'asciutto e ho un assetto un po' così. Ho riguadagnato 2 decimi sul bibitaro. Nostre sbavature, come nostre sbavature. Il Bibitarus è là, e il Bibitarus è là. Il Bibitaro in lotta anche con Hamilton. Che mi sto un po' migliorando. Non sto girando in maniera incredibile però purtroppo, Questo è da dire. Occhio. Brutto, brutto, malissimo qua. Tanto Hamilton ha superato Vettel, incredibile, in questo momento doppietta Mercedes. Hamilton scatenato, ma il Kuma ha fatto un brutto errore qua. Adesso bisogna tenere a tutti i costi. Hamilton è vicinissimo, Gigione è vicinissimo. Calma raga, calma. Siamo a 9 decimi, abbiamo perso tanto. Relax, relax, relax. Nessun ritiro intanto. Hamilton ci prova col DRS, ma il Come si difende, anzi Rosbif si difende. Calma, calma, calma. Ancora ci prova Gigi. Ma io voglio tenere la posizione, non posso spostarmi. Attenzione Gigi, ancora lotta. Alonso è quarto. Gigione ci prova. Vicinissimo Gigione. Io tengo la mia posizione. Gigione adesso è vicinissimo, mi sto cagando addosso. La cosa è abbastanza ufficiale, a questo livello di difficoltà è impossibile, almeno per me, dare distacchi incredibili. Ho anche comunque il carburante. Ho più carburante, nel senso, ho cominciato con un carburante pieno. Quindi io punterò tutto agli ultimi 10 giri, ragazzi. Sarà là che devo dominare il mondo. Comunque ancora nessun ritiro. E il Gran Premio continua. Ma sono riguadagnato qualcosa da Gigione. Classifica in testa alla corsa Nicolino Rosbif, Gigione Hamilton è secondo, il Bibitaro terzo, Alfonsino quarto. Tutti i big, ragazzi. Non sto girando bene però, non sto girando bene. Le gomme non sono messe benissimo. Qualcuno dato i box probabilmente. Le gomme iniziano il degrado. Porca trota.
Relax, relax. No, ma basta come sti errori. Brutto errore qua, bruttissimo errore. Calma, come calma. Ho capito che le gomme sono un po' andate, ma calma. Relax, Kume, relax. Per il momento continuo, devo cercare di fare i più giri possibili. Voglio fare solo 2 soste. Una è proprio impossibile, purtroppo. Ai ai ai. Veramente duro questo Gran Premio a Sepang. Tutti ai box, box. Adesso il Kuma deve tentare con il di fare un gran giro anche se le gomme finite. Stint lungo per Alonso, quindi monta le dure come il Comendone. Primo ritiro intanto, primo ritiro. Vai, come stai calmo e stai tranquillo. Se dobbiamo fare l'impresa. Chiaramente con le gomme dure è difficile correre. Cioè con le gomme finite. Safety car. Incredibile, incredibile, incredibile. Quello che è successo, non si capisce il perché. E adesso devo andare ai box subito. Box, box, box. Che culo, dai, 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 dai. Box, box, box. Box, box, box. E c'è la safety car in pista. Posso tenere anche il carburante. Momento incredibile della gara. La macchina che si è ritirata ha fatto un bel sciocco, Box, box, box. Perfetto. E andiamo con le dure. Bravi, 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 cazzo, grandi. Raikkonen va davanti. Adesso devo andare vicino alla safety. Eccoci qua. Incredibile colpo di scena. Colpo di scena, ragazzi, qui a Sepang. Adesso ci possiamo tenere le gomme e il carburante. Molto molto bene. Questo colpo di scena indescrivibile. Raikkonen davanti, ma non so se è andato ai box perché c'ha le morbide. Secondo me non è andato, Vediamo. Che fortunatissimo sono stato, veramente. Mi è andata veramente di culo.
sei proprio curioso di vedere che cazzo di incidente è successo, perché ha coinvolto una sola macchina, ma è stato bello pesante. E Raikkonen va ai box, incredibile, errore della Lotus, pazzesco, pazzesco. Incredibile, incredibile. Safety car. Vabbè, bene così, Vettel, Massa terzo, incredibile. E noi stiamo qua. Le gomme sono perfette. Bene, bene, bene. Devo fare massimo 2 soste. Tensione altissima, ragazzi. La gara tra poco riprenderà. Rosberg è in prima posizione dopo i pit stop. Ok. Safety car in this lap. Rientrerà in questo giro. E adesso cioè, dobbiamo approfittare di questo vaneggio. Grazie a sta macchina che si è ritirata. Vai. E si riprende. E si riprende, ragazzi, al 10° giro. Vai Kume, vai Kume. Go Kume, go. Go. Go Kume, go Kume, go. Go. Adesso siamo con le dure. Massa terzo, incredibile. Che culoso Massa. Ho 2 giri, bene, bene. Sono in condizioni perfette in questo momento. Miglior settore assoluto. Abbiamo recuperato, madonna, 2 secondi di vantaggio. Che giro che ho fatto, ragazzi. Dai fioi, dai. La voglio vincere questa in Malaysia. ...38, 39, ho perso molto nel terzo settore. Mio miglior giro però. E ho guadagnato abbastanza su Vettel, questa è una cosa buona. C'è battaglia dietro, c'è bagarre dietro. C'è bagarre. E questo è importante, cazzo.
E adesso 3 secondi, Vettel ha perso la posizione da Massa. Incredibile. Dietro stanno lottando, io godo. Me ne devo andare, devo approfittare adesso, ragazzi. Bravo Kuma, dai. Il secondo settore è il mio, eh. Buono, buono, buono. Fuga Kumendiana, ragazzi, fuga Kumendiana. Massa mi sta rallentando tutti. Bene, bene, bene. Altro giro completato. Non riesco a fare il fastest lap, porca mignotta. Giro record di Pippo. Giro record di Pippo Massa. Massa vuole recuperare. Massa è furioso. 2 secondi e 8. Veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.